Altre 2 bambine ammalate di tubercolosi. Sale a 10 il numero di casi di TBC alla scuola elementare di Motta di Livenza. Alle 2 maestre e ai 6 bimbi si sono aggiunte altre 2 alunne risultate positive al test di Mantù, la nuova notifica di tubercolosi dopo un lungo percorso di approfondimento diagnostico. Che erano negativi al gastroaspirato, cioè alla ricerca del bacillo di Koch nei succhi gastrici. Ricordo che questi sono bambini asintomatici, cioè che stanno bene, e che sono invece risultati, positivi, se così si può dire, agli approfondimenti mediante TAC, cioè hanno delle evidenze polmonari di impegno legato appunto al bacillo di Koch, chiuse, quindi senza capacità infettante. Entrambe le bambine ora saranno sottoposte a terapia multifarmacologica. Intanto ieri sono stati eseguiti oltre 100 ulteriori test agli alunni di prima media che l'anno scorso frequentavano la primaria di Motta, ad alcuni insegnanti in servizio lo scorso anno ora trasferiti e a 4 scrutatori che lo scorso maggio hanno lavorato al seggio di Motta di Livenza assieme alla maestra individuata come caso indice, quello cioè dal quale è partito il contagio. I risultati di questi ulteriori test si conosceranno venerdì. La lettura, ieri appunto test Mantù, che prevede la lettura dopo 72 ore, la lettura la eseguiremo venerdì pomeriggio. Di questo renderemo conto quindi sabato mattina nella riunione pubblica con i genitori che faremo al Palasport di Motta, presente il professor Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel frattempo, nella scuola è stato aperto lo sportello informativo gestito da personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2, mentre continua ad essere attivo il call center dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16.